La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai. La gente come noi. Possiamo più permetterci di sbagliare. Ripeto, abbiamo ragione. Io non voglio analizzare i fatti perché siamo in crisi, perché tutti lo sapete, ma voglio solo dirvi, guardate gli ultimi programmi politici degli ultimi 15-20 anni di tutti i partiti politici, di tutti. Qualcuno nel suo programma aveva messo il MES, Maastricht, Lisbona, qualche figlio di puttana di questi partiti aveva previsto? Allora la nostra sovranità nessuno l'ha previsto e già per questo deve essere governati. Attenzione, non si scenderà per fare slogan, non serve a nessuno, qui non si gioca, qui ognuno di noi rischia, perché è una battaglia, è una guerra contro il sistema e quando si fa una guerra contro un sistema non si fanno prigionieri. Questa non è una partita dove se perdi puoi rigiocare. Questa non è un'iniziativa dove si deve fare bella figura. Qui ci stiamo a giocare al futuro, ragazzi. Credo che su questo ne siamo tutti consapevoli. Qui stiamo facendo la storia del nostro paese. Se la storia di questo paese la faremo noi, i nostri figli, i nostri pronipoti, forse fra 100 anni scriveranno quello che abbiamo fatto e allora vuol dire che abbiamo salvato l'Italia. Perché noi, attenzione, noi stiamo difendendo ciò che ci appartiene, i nostri diritti. Cosa illegittima è quello che non abbiamo fatto fino ad oggi, perché dovevamo farlo prima, molto prima dovevamo farlo. Non dovevamo arrivare a questa condizione. È lì che abbiamo commesso un reato. Noi, dalla nostra convinzione e dalla nostra determinazione, ricordatelo. Questa scelta abbiamo avuto un branco di banditi, una cricca di parassiti che non sono né destra né sinistra ma che sono delinquenti allo stato puro. Questo abbiamo avuto noi, solo e soltanto questo. Lo state a vedere con gli inciuci che stanno facendo adesso e voi pensate che questi si divideranno per un'iniziativa a favore nostro? Sì, ho letto alcuni politici adesso trombati che erano senatori o all'europei che adesso stanno con noi, adesso. Non ho mai visto dire una parola a favore del popolo, non ho mai visto fare un'interrogazione a favore di un cittadino o di un morto che questo è stato assassinato, mai, manco una! Adesso stanno con noi, belle parole, sì, belle parole, e basta! I fatti sono un'altra cosa, dobbiamo fare i fatti. Perché parlare è facile, venire qui e dire le cose che io sto dicendo o che magari noi condividiamo è facile, poi bisogna farli. Dire esperienza, perché si fanno questi errori, l'ho fatti anch'io, quindi no, perché l'ho fatti pure io in passato, ho detto, quindi non è che sto a vantarmene, non l'ho fatti, però prendo atto che così non fai nulla. Allora, il 5 di ottobre ci riuniremo a porte semichiuse, diciamo, ecco, e ovviamente decideremo questo, non rendere, lo faremo a Potinia, ci riuniremo a Potinia, chiuderemo tutti i cancelli, chiuderemo tutto e usciremo con una strategia importante e con una data. Chiaro che la strategia, ripeto questo concetto, questa volta, se una parte può essere detta, l'altra fate voi.